38 di categoria Bruni, 38 più o meno, quei biglietti che ho visto. Paolo, 41 di categoria più o meno, Bene, bene, 42 tempo di categoria, siete dentro? Un poco che ho visto. Ci sei Fabio? Sei più o meno 45 di categoria. Bella cotta. Allora, sono 45 di categoria, poi c'è il Tokyo che è nota categoria dietro. Corri, corri! E prima 50. Sono bella cotta. Sei bella cotta. Quando è calda qui. Dai, Giofi! Passare uno. Giochi, sei ancora freddo, Giochi! Dino, ma che tempo di screne? Dai, che paura! Ma mamma non mi hai visto, stacco in corso. Quel picco di rana di poco 6 metri, un chilometro. Ma perché tutti? La gara è però, Com'era c'è stato? rispetto all'ultimo licenza, Vede troppo forte. La cerca di Ma calda. hai visto oggi che gli scatti che ci sono? Che prima e non lo cammina più. vuole buona adesso fare un pezzo perché non è fatto. Aveva le premi. Grazie. Dov'è? Tutti viene qui per cappello. Ma tu si bene allora? Capo, via da lì, via! Non la vuoi? No! Lo sto. Allora, aveva attesa, vieni con la vendita. Ecco ragazzi, signori, per favore, un applauso, non manca male questo cavallo. Grande, grande Riassi. Non è affaticato di sicuro. Adesso Riassi quando hai bevuto qualcosa, mi avviati finalmente ti voglio chiedere qualcosa. Cosa succede?
Allora, come avevo promesso, sì, è venuto, si è fatto un favore, si è fatto un onore a venire a Montesanto perché sono ragazzi che non è che vadano a viaggiare, a gareggiare in tutte le gare, sono ragazzi che gareggiano nelle gare dove c'è un certo tipo di valore, dove c'è, senza togliere niente a nessuno, un certo tipo di premiazione perché fanno una preparazione a livello professionale e Yassin è allenato dal nostro olimpionico Massimo Magnani ed è un ragazzo che va molto bene, come l'avete visto lui giocava per correre in quel modo lì, comunque fa piacere perché è un nome che va sul giornale nella camminata di Montesanto ed è anche una bella soddisfazione correre in questi. Yassin, quando sei libero di venire qua da me mi fai un favore, se prima di andare al cabaret con gli altri due che stanno arrivando adesso, naturalmente non sappiamo se ci sarà una volata o arriveranno insieme, sembra che siano un po' accordati nell'arrivo, i due ragazzi non fanno nessun tipo di volata, arrivano insieme, ed eccoli qua, Luca poi Luca, ma sono i nostri due fratelli gemelli commercianti di scarpe, eccoli qua ragazzi, sono bravissimi, non volevo correre stamattina invece, sono guardati attorno, se Se va in internet... Sia gemelli, due arriva in piano? Allora, anche il palco fa parte di tre, vediamo, ed eccoli qua, perché nel palco sono 5, 3 e noi 5, sono tutti e due, questi che stanno arrivando, saranno chiamati al palco, tutti e due, fanno la volata naturalmente per vittoria e orgoglio, ma ci siete dentro tutti e due ragazzi, bravissimi, non è il caso, va bene, ed ecco qua. Bene, il palco è completato, tutti e 5 assoluti. Dal 7 in poi viene dato un biglietto, i quali possono andare a ritirare il premio verso il cambio dalla signorina Antonella. Malalingua, so dire malalingua. Signorina. Nel frattempo continuano a arrivare, ma con questo canto si sono molto dilatati, si sono molto allungati, l'elastico è diventato lungo. Sì, vediamo anche Mauro Bervedini porta a termine la sua fatica, mamma mia. Sì, allora adesso Le spille, mi raccomando, non buttarle nel campo perché qui... Bravo, quello è stato una bella chiacchierata. Buttatele nel campo perché... Giocano, Primo amatore, pronto. Vieni che sei in terzo. No, le due. La prima donna questa. No, dopo il secondo. Gli amatori, no? Prima donna. Come saranno? Allora,